Porte aperte per la caserma Simone e Simoni di Sora, sede del 41° Reggimento Cordenons, in occasione delle celebrazioni della Festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. L'iniziativa Caserme Aperte, svoltasi in 28 città italiane, vuole mantenere viva verso le nuove generazioni una coscienza collettiva sulle radici e sull'identità nazionale. Inoltre è stata l'occasione per aprire le strutture militari alle città che le ospitano. Oggi con la festa delle Forze Armate, la festa dell'Unità Nazionale, si approfitta per farci conoscere e per aprire la città, in particolare per aprire le porte della caserma, in particolare per la città di Sora, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Nella caserma Simoni di Sora sono state accolte sin dalle prime ore del mattino tante scolaresche che con interesse e vivacità hanno visitato il presidio militare, potendo ammirare la sala storica dell'unità che conserva, oltre ad importantissimi reperti risalenti ai conflitti bellici mondiali e documentazioni fotografiche di servizio del periodo, anche una copia dall'originale di una giubba appartenuta ad un volontario che partecipò alla spedizione dei 1000 di Garibaldi. Il personale del 41° Reggimento Cordenons ha risposto cordialmente alle tante domande dei giovani visitatori, accompagnandoli alla mostra statica con lo schieramento dei veicoli tattici e di particolari mezzi tecnici in dotazione al reggimento, costantemente impiegati nelle operazioni internazionali di supporto alla pace. Le attività che svolge il reggimento è molteplice, siamo impegnati sia sul territorio nazionale con strade sicure con cui contribuiamo con i nostri uomini, ma siamo impegnati anche all'estero in numerose missioni e in vari teatri operativi. Mostriamo quelle che sono le capacità peculiari del reggimento con radar per la sorveglianza del campo di battaglia, con i nostri Raven che sono gli aeroplanini pilotati a pilotaggio remoto con cui cerchiamo di garantire la sicurezza delle nostre truppe che sono schierate nei teatri operativi. E tra le attività che abbiamo fatto c'è stato anche l'intervento del personale del reggimento per il monitoraggio incendi, soprattutto nell'occasione dell'ultima campagna estiva, con cui abbiamo dato supporto alle forze di polizia locale e alla prefettura. Speciale attenzione è stata rivolta dal 41° Reggimento Cordenons ai giovani interessati a conoscere le opportunità offerte in termini di reclutamento e di carriera militare, con uno specifico punto informativo dove sono state fornite tutte le indicazioni necessarie. Questi sono i momenti in cui ci si apre, sono i momenti in cui c'è vicinanza con la cittadinanza, con la popolazione, e sono anche i momenti in cui bisogna ricordare quello che l'esercito ha fatto negli anni, nel tempo, soprattutto in occasione della Prima Guerra Mondiale, dove grazie ai caduti, grazie alle generazioni che hanno dato la vita, oggi possiamo fare queste cose, possiamo avere una democrazia, possiamo essere una civiltà, una società più evoluta.